Okay, non penso di aver risolto questa storia degli scatti al video, non so perché, probabilmente qualcosa relativo al mio software, ma, cercherò insomma di capire attraverso i vostri commenti come lo vedete dalla vostra parte. Okay? Vediamo un attimo chi entra nei prossimi minuti. Ora bene, grazie Angela. Non vedi che parlo a scatti? Okay. E mi vedete comunque anche bene, non vedete a scatti. Okay, va bene. Allora forse sono solo io dalla mia parte che lo vedo a scatti. Ottimo. Okay, okay. Allora dai, partiamo. Facciamo una prima introduzione per quelli che magari sono arrivati da pochi secondi e non mi avevano visto nella precedente diretta. Vorrei parlare di emicrania vestibolare, acufene e senso di sbandamento. Questi 3 solitamente vanno insieme, sono un po' cugini. Probabilmente perché sono anche vicini dal punto di vista organico, okay, nel corpo. La maggior parte delle persone che soffre di queste problematiche, la prima cosa che va a fare è andare a capire da dottor Google se quello che sta vedendo, che sta sentendo è okay o quali sono le cause. Il problema è che dottor Google oltre a, insomma, fare un po' di catastrofizzazione, perché ora un po' meno, perché giustamente adesso ci sono delle intelligenze artificiali che ti rispondono alla domanda con un po' più insomma, un po' meno catastrofismo, mettiamola così. Però le soluzioni su Google in questo momento sono sempre le solite e molte volte possono fuorviare qualsiasi persona. Quindi le prime soluzioni, se non vuoi prendere farmaci ovviamente, sono quelle relative allo stile di vita. È la prima cosa che si va a pensare insomma di prendere degli integratori. Magnesio, piuttosto che potassio, piuttosto che altri integratori. Il problema è che questi integratori, come altre soluzioni, non vanno a risolvere il problema, perché il principale problema di queste problematiche che vi ho appena detto sono stress e paure. Quindi come fai a risolvere una problematica di stress e paura con un integratore mi sembra molto molto strano. Però giustamente all'inizio siamo magari disperati e arriviamo a voler provar di tutto. Quindi integratori, molte volte persone che insomma ho seguito hanno provato un cambio di nutrizione. Io stesso quando ho sofferto di emicrania per diverse settimane, anni fa, forse mesi, avevo cambiato la nutrizione. La prima cosa che andrete a pensare probabilmente sono intollerante alla glutine. Quindi le prime nutrizioni, insomma le diete che vai a provare possono essere anche molto restrittive. Il problema è che all'inizio magari possono funzionare e poi spiego anche perché magari tutto all'inizio funziona, però poi alla fine non dà il risultato sperato. Molte persone possono avere veramente un'intolleranza e quindi risolvono, okay, la maggior parte però non ce l'ha. Questo è il motivo per cui molte persone che o soffrono di emicrania, di fibromialgia, vanno in quei gruppi Facebook e ognuno dice la sua, qualcuno risolve con la nutrizione, ehm, molti però no. Quindi le diete, per quello che ne so, per quello che ho visto in centinaia di persone, non risolvono una problematica. Al massimo possono attutirla, possono aiutare, però in tutto quello che c'è da fare, l'80-20 come dico sempre, l'80% della, soluzione è abbassare la paura e abbassare eventualmente la reazione allo stress. Viviamo una vita stressante tutti, quindi dire non aver stress è impossibile, però si può abbassare notevolmente la paura. Ci arriviamo in quello che voglio dirvi. Un'altra soluzione che solitamente si va a provare quando si soffre di emicrania o senso di sbandamento, non tanto l'acufene, ma perché l'acufene, insomma, uno pensa subito all'orecchio, non pensa a: "Mi manca il ferro". Un altro punto è quello del ferro, l'integrazione di ferro. Ovviamente questo dovrebbe essere fatto
attraverso insomma, dopo un'analisi del sangue, può essere che a molte persone, a molte donne manchi il ferro e uno quindi pensa: "Okay, era quello il problema". L'introduzione del ferro non risolve il problema in molte delle problematiche di emicrania o senso di sbandamento. Sali minerali, un'altra cosa che potreste aver pensato: vado a assumere magnesio, e a quel punto o altri sali minerali, un mix di sali minerali e a quel punto risolvo la problematica. Quindi bere magari tanta acqua. Uno che va a pensare subito a questo, va a pensare a un abbassamento di pressione, va a pensare a una problematica organica, quindi un problema corporeo, okay, e vi capisco e capisco tutti. Io stesso, quando ho sofferto di emicrania per diversi mesi, tempo fa, proprio dopo aver risolto, credo la cervicale o forse prima, non mi ricordo. No, prima di aver risolto la cervicale, sicuramente. Avevo cambiato diverse diete e l'ho detto più e più volte su questo canale. Ho provato diverse diete, forse quasi tutte, okay, dico quasi tutte perché ci saranno comunque lì fuori delle diete che insomma non ho provato, ma la carnivora, gluten free, vegetariana, vegana, insomma le avevo provate diverse. Quindi queste sono le principali cose che si vanno a provare. Il perché possono funzionare all'inizio è perché la nostra paura va giù. Esempio, quindi se trovo una soluzione di fuori, credo veramente che funzioni per me, allora lì nel corpo c'è un abbassamento di paura e un aumento della fiducia. Questo aumento della fiducia fa abbassare il livello di allerta del corpo e lì ti dovrebbe già far capire che c'è qualcosa che si lega con lo stress, comunque con la paura. Quindi la credenza è quella importante, la credenza del non avere un problema fisico. E qua non ci sono problemi fisici, non c'è nulla che non va nel tuo corpo. E quello che cerco di fare con questi video è sempre dare non solo un supporto, ma ricordare che non siamo, danneggiati all'interno. Non è questa una neuropatia molte volte. Queste problematiche che vanno avanti da 3, 4 mesi in su, che si dice cronica, non ci sono problematiche reali, diciamo gravi, non sono problematiche che si risolvono con semplicemente un cambio di dieta, neanche con un'integrazione e neanche con sali minerali o ferro. Parliamo quindi di credenza. Mi ero scritto qua un appunto. Non fate le pratiche che magari avete anche seguito da me in questo canale per fare andare via i sintomi. Fatele perché sapete che andranno via. Ve lo dico di nuovo. Non fate nessuna meditazione, nessun tapping per fare andare via i sintomi, perché quello lo so che è controintuitivo, perché quello lo fate con un sottofondo di paura. Ma voi sapete che questo è molto importante, che queste problematiche sono date da stress e paure. Quindi non c'è veramente nulla di sbagliato nel tuo corpo, il tuo corpo funziona benissimo e ha semplicemente aumentato quel volume, okay, di sensibilità. Non a caso quando iniziamo a preoccuparci sull'emicrania, sull'acufene, sul senso di sbandamento e quella credenza è: "Devo fare andare via questi sintomi il prima possibile", quindi mi focalizzo su quel sintomo e più mi focalizzo sul sintomo e sulla paura, più questi sintomi vanno su. E vanno su perché stiamo ricablando quel percorso neuronale che crea i sintomi, che è il nostro cervello, il nostro sistema nervoso centrale. Quindi, se vogliamo dire qua, il problema è nel cervello, ma non che sei malato, okay, perché molte persone poi arrivano a pensare che semplicemente un farmaco
antidepressivo piuttosto che un antiansiolitico, risolve queste cose, cosa che molti degli psichiatri, molti dei medici, non sapendo più cosa fare, va a diciamo prescrivere questi medicinali. Però non sapendo più cosa fare, perché nella cassetta degli attrezzi di un medico, un fisiatra, un fisioterapista, non c'è quella parte, non dico neanche fisioterapista, però mettiamoci sulla sfera medica adesso, non c'è quello strumento del: "Mi metto qui 1 ora del mio tempo e ti spiego che il tuo corpo è okay ed questa è una questione di stress e di paura". Quindi non aumentando ancora quello stress, quella paura sui sintomi, perché questo è quello che succede. All'inizio lo stress e la paura è arrivato verso un'altra cosa. Esempio, problema a casa, a lavoro, stress a lavoro, tanta pressione addosso. Infatti queste sono le personalità dei sintomi cronici. Tanta pressione addosso, tanto compiacimento verso gli altri, non riesco mai a dire di no. Perfezionismo, voglio aggiustare tutto quello che è, voglio controllare tutto, devo aggiustar tutto. Ogni problema lo devo risolvere al di fuori. Questo porta tanta pressione, giusto? Nel sistema nervoso centrale. Poi arrivano i sintomi, arriva l'emicrania, arriva l'acufene e lì arriva la seconda preoccupazione, quello dell'acufene e della emicrania. Quindi non ci focalizziamo più in quel momento solo sui problemi fuori della vita, ma sui problemi che abbiamo all'interno anche, nel nostro corpo. Perché i nostri medici non ci hanno detto: "Stia tranquilla, continui a fare le cose che sta facendo, non smetta l'attività fisica, anzi aumenti l'attività fisica, non evitare niente, nessun cibo, perché non è un problema di cibo, non evitare un'attività fisica, non evitare un'attività sociale, perché quello che succede col dolore cronico e coi sintomi cronici è che ti risucchiano piano piano tutte le attività della vita. E tu pensando che diminuendo le attività, il tuo sistema ritorna poi pian piano a insomma, ad abituarsi, no, abituarsi. Però quello che succede è che se lo stress è ancora alto o la paura è ancora alta di quei sintomi, tu puoi togliere tutte le attività e quando le rimetti i sintomi ti ritorneranno. E questo è normalissimo, ma se non ti è stato spiegato che questi sintomi non sono dati da una problematica fisica, il problema non è nel corpo, ma nel cervello, è nell'attività cerebrale, se non ti è stato spiegato questo, ogni volta che ritorni a una nuova attività, i sintomi arrivano e di nuovo la paura, perché pensi di danneggiare qualcosa, perché pensi che l'acufene, l'emicrania e il senso di sbandamento siano date da fisicamente qualcosa che non va dentro il tuo corpo e nessuno ti ha detto che in realtà questa cosa non è così. Quindi la credenza è: fai non per fare andare via i sintomi, fai la meditazione per non per non fare andare via i sintomi. Falla, qualsiasi pratica falla, perché sai che quel sintomo comunque andrà via. Quando facciamo la meditazione, non faccio la meditazione per far andare via il sintomo. Per questo è qualcosa che indica controllo e quella personalità perfezionista, come lo siamo tutti qua all'interno di questo canale, e questa non è una colpa, perché mi metto anch'io all'interno, il fa il c voler controllare qualsiasi cosa lì fuori è la stessa cosa che stiamo facendo per noi all'interno. Voler controllare il sintomo, farlo andare via. Lo so che fa male, lo so che ti sta rovinando la vita, lo so, ma se ritorni sempre alla radice che è quella emotiva, della paura e dello stress. Certo che bisogna magari diminuire delle attività, se si può, lavorative, ma se non si può almeno diminuisci la pressione che hai o ti sei messo o ti hanno messo addosso gli altri. Perché molto probabilmente non è tanto quello che ti mettono addosso gli altri di pressione, ma quanta pressione ti sei messo tu addosso
su te stesso, del dover raggiungere risultati sempre eccellenti. Quando ho iniziato i miei dolori alla cervicale, ricordo a quelli che magari non mi conoscono, sono arrivati in un periodo di grandissima pressione sia fisica che emotiva, nel dover diventare sempre qualcuno che raggiungeva alti livelli, in tutto quello che facevo, nel calcio, nell'università, in tutto, nelle relazioni. Non mi sentivo mai abbastanza nel quindi raggiungere quegli alti livelli. Pressione addosso, infatti poi cervicalgia. Poi c'è stata la preoccupazione non solo del non raggiungere gli alti livelli, ma del non risolvere la cervicalgia. Okay. Fin quando avrai dubbi che questa problematica che stai sentendo non è solo emotiva, ma e non è solo di stress e paura, se avrai ancora questi dubbi e continuerai a fare visite e controvisite per trovare una problematica fisica, continuerai probabilmente ad avere questi sintomi. Perché le continue ricerche, che siano su Google, su Facebook, su qualsiasi social, che siano ulteriori visite specialistiche, tutto questo non fa che lasciare l'allarme della paura all'interno di te acceso. E uno può dire: "Ma perché Alessio?" Probabilmente uno dei pochi, ce ne sono diversi, di coach o terapisti, insomma, che parlano di queste cose, nel mondo, okay, quindi perché non se ne sa di più? Quello che mi sono chiesto anch'io quando ho iniziato poi a risolvere la mia problematica, quando la mia paura è andata al giù, allo 0%, dopo aver capito, e non solo capito, ma internalizzato dentro di me che tutto quello che stavo vivendo non era un problema di collo, non era un problema di muscoli, tendini, non ero io sbagliato nel mio corpo, il mio corpo non doveva essere aggiustato. Quando ho capito questo, la mia paura è andata a 0, okay, ma dico magari a 0, ma è andata a 1, okay, e mi son sempre detto: "Ma perché nessuno me l'ha mai detto?" Vuoi vedere che tutto questo che sto sentendo, che mi hanno che ho imparato, sto imparando sulla mind body therapy, in realtà è fuffa? Cioè, dovete capire che io ero all'università di fisioterapia, e l'università di fisioterapia è tutto centrato sul corpo, tutto centrato sul corpo. Metti il braccio così, fai lo stretching cosà, tira le mani così, vedi come si distende questo muscolo, vedi il raggio di movimento di questo arto, okay? E tutto va bene, non dico che non va bene. Il problema è che stiamo cercando di risolvere una problematica cronica. Non stiamo cercando di risolvere una frattura o una lacerazione a un tendine. Non stiamo semplicemente trattando degli atleti che si son fatti male in un match, ma stiamo trattando una problematica che dura da tanti mesi, dove sia medici che medicine, che altre, pratiche alternative non hanno risolto il problema. Quindi se questo non è funzionato, cosa vi aspettate dalla vostra parte, cosa ci aspettiamo? Che un ennesimo strumento terapia risolva? Che uno stimolatore midollare o un aggeggio che si mette nel nervo vago risolva il problema? Magari nel futuro potrà anche esistere, ma ad oggi non esiste un qualcosa di magico che attraverso semplicemente uno schiocco di dita o un aggeggio che si mette su un nervo vago risolve il problema, per sempre. Magari dà un supporto e quando dai il supporto la tua paura va giù. Quindi l'effetto placebo, giusto? Poi quando andiamo a fare quella terapia o comunque quell'esercizio che ci aveva tanto aiutato all'inizio e lo continuiamo a fare per tanto tempo, però con quella credenza che se non faccio questo, allora il mio problema non si risolverà. Invece di dire: "Lo faccio questa meditazione, faccio questo tapping, perché so che così tanto andrà via."
C'è una credenza, c'è un coraggio, c'è una fede, una fiducia all'interno di te che è diversa. È qui il fulcro del problema, è qui il fulcro del lavoro, abbassare la paura ai minimi livelli. E tu direi: "Ma come faccio a abbassarla?" Con i fatti che hai riguardo al tuo problema. Esempio: emicrania vestibolare e ti hanno detto che non c'è nulla a livello organico, non è un tumore, non è un'infezione, non c'è stato una problematica di incidente stradale che non ha lacerato dei nervi e quindi cosa rimane? Un'attivazione del sistema nervoso causato da stress e paure. Nel canale, lo ripeto sempre ad ogni mio video su YouTube, www.venezianotherapy.com, oppure scanalizzate quel QR code che vedete là sopra, e arrivate nel sito web. Il mio sito web ha nella prima parte un link, un bottone dove potete fare un test creato da Howard Schubiner, il dottore Howard Schubiner. Quel test vi dirà se la problematica che sentite è relativa in percentuale, okay, non ne sarà una diagnosi, a una problematica non fisica, ma relativa a un sistema nervoso ipersensibile, chiamati anche sintomi neuroplastici o mind body syndrome, sindrome mind body, mente corpo. Quindi perché non si sa più? Perché la ricerca scientifica perché non si sa di più? Perché la ricerca scientifica non non è fondata da persone come me, come te. O meglio, rifaccio insomma la frase. Aziende farmaceutiche e tecnologiche, che sono loro che mettono i soldi, all'estero, negli Stati Uniti, ovunque, non mettono soldi su un qualcosa da testare di questo genere, se poi non possono vendere nulla di fisico. Non possono vendere nessun farmaco, non possono vendere nessuno strumento tecnologico, perché la soluzione, se stiamo parlando di stress e paura, non è una soluzione di una pillola, non è una soluzione con un aggeggio tecnologico. Quindi perché nel 2026 siamo arrivati in Italia con 1 su 5 italiani che soffre di sintomi persistenti e non ha una soluzione? Per ignoranza, 1, perché non si spiegano queste cose in medicina, o meglio nella medicina convenzionale, o meglio nei primi anni di laurea. Poi ogni medico ovviamente si va a istruire dopo. Il problema è che molti dei medici validi decidono poi di non fare più i medici. Molti di quelli che poi veramente vanno in questo ramo non fanno più i medici convenzionali, perché andrebbero contro tantissime tantissime cose. Il primo nel darti un medicinale. Non hanno tempo per in 20 minuti, o in 15 minuti che vedono un cliente, un paziente, di spiegare questo che vi sto spiegando e quindi dicono: "Se io non riesco a spiegare un qualcosa di cui io credo che non si risolve con un medicinale, e allora io non faccio più il medico, faccio qualcos'altro, faccio il coach, faccio il terapista." Però lì c'è molto ego in molti, perché dicono: "Io ho studiato 10 anni, 15 anni, okay, com'è possibile che io adesso non vada a fare il medico? O meglio, medico convenzionale?" E quindi potresti fare il medico privato, però la strada è molto più difficile, a meno che non fai tutto un altro tragitto. Quindi questo è il motivo. Il grande motivo per cui non sappiamo questo è perché la ricerca scientifica, è quasi inesistente su queste cose a livello sud europeo. Ma a livello nord europeo, Stati Uniti in primis, qualcuno mette o prende insomma dei fondi che racimola, privati, che racimola per poi fare uno studio. Negli Stati Uniti tutti gli studi che ci sono ad oggi sulla neuroplasticità, sul dolore cronico, non sono stati finanziati
da case farmaceutiche o aziende tecnologiche. Questo vi fa capire che queste potenze grandi, che non abbiamo neanche idea di quanti soldi investono in ricerca e in per vendere ulteriori farmaci, non avete neanche idea, probabilmente potremmo immaginarcela, che idea di billions, neanche milioni, bilioni. In 10 anni quanti bilioni possiamo andare a investire per fare un farmaco? Avete visto nella pandemia. Quando dobbiamo vendere qualcosa, la ricerca scientifica è lì di supporto, perché è uno strumento, un veicolo per poi arrivare a una vendita. Quindi la radice quindi è stress e paura. La paura in particolare si risolve in questo caso con dei sintomi, sto parlando dei sintomi, nei fatti. I fatti che abbiamo che questa cosa è grave, non ce l'abbiamo, non c'è. Infatti se andiamo a vedere tutte le testimonianze che ci sono sia in Italia che all'estero, e veramente vi invito a vederle, o nel mio canale o comunque quelli di altri colleghi terapisti. Dan Buio ne ha tantissime, forse è il primo che ne ha di più di tutte. Se ne scrivete Pain Free You, Dan Buio, lì vedete una marea di testimonianze. Oggi YouTube ve le può dare anche insomma in lingua tradotta istantaneamente, quindi non dovete neanche vedere i sottotitoli, potete semplicemente sentire le parole tradotte. Tutte le persone che hanno risolto, che siano miei clienti, che siano persone che sono andate da altri coach o terapisti all'estero o anche in Italia, la terapia è stata quella di abbassare ai minimi livelli, 1 la paura dei sintomi, 2 le paure legate a cose esterne ai sintomi, quindi stress legati a relazioni, lavoro e quant'altro. Per abbassare quegli stress o quelle paure, scusate, relative a quegli altri rami, che non sono solo quelli fisici, si possono usare delle differenti pratiche, la meditazione, il tapping, ma il principale strumento qua dovrebbe essere quello dell'educazione, del capire e quindi del sapere che sei okay, del sapere e del credere che quei sintomi che senti si abbasseranno e andranno via naturalmente quando la paura dei sintomi andrà giù. E non puoi aspettare che la paura vada giù prima di riprendere poi quelle attività che avevi evitato. All'inizio di questa diretta avevo detto: tutte le persone che hanno questi sintomi, che siano quelli che io ho detto prima, di emicrania, acufene, senso di sbandamento o altri, diminuiscono molto velocemente le attività. Il lavoro non lo possiamo molte volte eliminare, perché se ci dobbiamo sostenere giustamente, dovremmo andare a lavoro. Ma le attività sociali vengono tutte escluse perché non sono una priorità e o le attività fisiche vengono escluse perché non sono una priorità. Quindi piano piano l'attività è quella del riprendere gradualmente ogni attività sapendo che i sintomi arriveranno, ma anche solo iniziare, anche solo fare quel primo passo in palestra e poi tornare a casa. Questo è già una graduale attività di ripresa. Anche fare quel primo passo verso, quel trekking che ci piace tanto e poi torniamo. Quindi qua creiamo una sorta di fiducia nuovamente verso il nostro corpo. Importante, 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 importante. E non mi stancherò mai di dirlo. Potete fare 9 ore di meditazione e non risolvere il problema. Perché se quelle 9 ore sono per fare andare via i sintomi, il più veloce possibile, perché noi perfezionisti diciamo: "Adesso faccio tutte le pratiche che adesso mi dice, una per una, per una, per una, perfette, così che i miei sintomi vanno via in 1 mese". E quindi farò tutte quelle pratiche con l'idea: "Devo fare questo bene, lo devo fare perfetto, lo devo fare al massimo delle mie capacità". Perché ricordiamoci, se siamo perfezionisti, controlliamo tutto.
e controlleremo anche un'eventuale terapia o un eventuale percorso di coaching. E farò tutto per filo e per segno, come Alessia mi ha detto. Ma il problema non è la pratica in sé, ma quello che sta dietro quella pratica, il tuo livello emotivo. Faccio questo perché voglio risolvere il problema il prima possibile, o lo faccio perché mi fa stare bene, e e so che questo problema andrà via nel momento in cui riprendo le mie attività. E le attività devono essere riprese. Non possiamo aspettare che i sintomi vanno giù per riprendere un'attività. Okay, perché quelle attività o quelle pratiche servono di supporto per dire a te: "Io sono okay". Perché se dopo una meditazione i tuoi sintomi vanno al 20% in meno, vuol dire che non c'è nulla di grave nel tuo corpo. Se dopo un tapping la tua ansia va via del 10%, 20%, sai che non c'è nulla di male nel tuo corpo. Questo però non vuol dire che se faccio 9 ore di tapping non sentirò più ansia, perché c'è molto di più, no, che semplicemente solo una pratica. Altrimenti fai il gioco che fa la medicina convenzionale quando ti danno i farmaci antinfiammatori e antidolorifici. Prenditi questo farmaco e vedrai che va giù. Il sintomo si risolve. No, perché quelle paure non sono arrivate perché c'era un problema fisico, ma perché c'erano delle paure prima che insomma erano arrivati questi problemi fisici o questi sintomi fisici. Qua quindi c'è una sorta di accettazione. Qualsiasi cosa che tu senti adesso, se non l'accetti per così com'è, non vuol dire che ti devi abituare, perché molte persone che ho sentito e medici hanno sempre detto: vabbè, abituati, non è un problema questo, abituati". Le parole hanno un grandissimo peso per il nostro cervello. E soprattutto quando ti dico abituati, è una sorta di rassegnazione. Invece sto dicendo accettazione. Accettiamo qualsiasi cosa che c'è nel momento. Bruciore, sintomo alto, non riesco a lavorare, non riesco a focalizzarmi. Okay, accetto come mi sento adesso e sapendo che è legato a un mio stato emotivo, posso lavorare o su quello stato emotivo con una pratica, esempio il tapping, magari facendo semplicemente dei tapping di questo genere, senza dir nulla e respirando sopra la testa o lato dell'occhio, sotto l'occhio, sotto il naso, mento, petto. Questo lo posso fare mentre che i sintomi sono presenti. Questo è un tapping sui sintomi. Questo è un tapping però superficiale sui sintomi. Io non sto andando a risolvere una problematica cronica di anni, semplicemente con un tapping. Sarebbe troppo facile. Però questo mi sta abbassando il mio livello di ansia, il mio livello di preoccupazione, o sui sintomi o su qualcosa che sta accadendo nella mia vita che mi sta preoccupando. Il mio corpo sta recependo o ricevendo dei segnali di sicurezza. Questi tapping stanno dando un segnale alla nostra amigdala, cervello, che non c'è nulla di sbagliato, che è tutto okay adesso. Per quanto io possa sentire ansia e preoccupazione, questo aiuta a portare un po' più giù quei livelli di intensità, abbassare un po' il volume di quei livelli di intensità del sintomo. Questo è un tapping sulla superficie del problema. Se però andiamo sulla radice del problema, potrebbero essere diverse. Il primi radici è quelle che avevo detto prima. Io penso che se ho l'emicrania vestibolare ho un problema fisico che non hanno trovato. Chissà che ho un tumore, chissà che ho un'infezione, chissà che ho una problematica
neurologica grave, ad esempio Parkinson, multipla sclerosi, okay? La mente va là, però non abbiamo dati che ti dicono questo. E ti dico che la maggior parte, l'8 su 10, 9 su 10 delle problematiche croniche non ha nulla a che vedere con un problema fisico, e che la medicina convenzionale ti dice di prendere quelle cose perché non ha altre soluzioni per te. E qui bisogna dopo avere anche una sorta di essere critici anche, no, su quello che ti dicono. Ma spero che tu sia critico anche su di me. Va bene, cioè va benissimo, ed è giusto così. E tu sia anche un po' scettico di quello che ti sto dicendo. Quindi senti l'ansia e non averne paura. Qua non è una questione di non sentire l'ansia. Senti l'ansia e non averle paura, sai che questi sono attivazioni. Nel momento che tu non hai paura di quello che stai sentendo, quindi l'accetti, quell'ansia eventualmente andrà giù, eventualmente. Quindi la pratica, qualsiasi pratica che tu faccia, non la fare per fare andare via l'ansia. Falla perché sai che andrà via quell'ansia. Sai che stai supportando il corpo con coraggio. Perché quando vi invito a fare qualcosa che vi fa paura nonostante tutto, questo vuol dire che state portando coraggio verso di voi o verso il vostro corpo. Quindi dove senti quel coraggio? Il coraggio è un'emozione che si può sentire a livello corporeo. Da un lato c'è la paura e dall'altra parte c'è il coraggio. Tu puoi fare quelle attività che ti fan paura con coraggio. Quindi i primi 100 metri di camminata, magari in salita, magari verso quel in Val d'Aosta o mhmm, dove siete voi insomma, okay. A me piace molto la Val d'Aosta, mi piace molto il Trentino, quindi quando penso alla montagna penso lì. Andare in bici nuovamente, camminare, eventualmente iniziare a fare una corsetta, cosa impensabile per una persona che soffre di emicrania e acufene o senso di sbandamento. Ma qua non vi dico subito faccio una corsetta, ma date una sorta di input al vostro corpo che se potete fare quella cosa e dite di farla al corpo, lui piano piano recepisce un messaggio di sicurezza, invece che costantemente un messaggio di paura. Quindi non c'è nessun danno dentro di me. La voce dominante dentro di te dovrebbe essere sempre: "Io sono okay. Io sono okay. Va tutto bene. Non sono rotto. Io sono okay. Va tutto bene." Siamo verso la fine. Quindi, la personalità è sempre quella, che sia acufene, che sia senso di sbandamento, insomma i sintomi son diversi, ma le personalità son sempre quelle: tanta pressione addosso da qualche cosa, tanto compiacimento e tanto perfezionismo e soprattutto sei un collezionista di diagnosi. Hai visto più di 40 medici, hai visto più di 40 terapisti, coach, hai provato tutte le terapie possibili, meditato 9 ore al giorno, eppure niente, perché nel sottofondo pensi che tu non sia okay, che non sia ancora okay. Senza invece di pensare: c'è un po' di livello di alto, di volume e io starò bene, riprendendo le attività pian piano, capendo che il problema non è corporeo. Molte diagnosi che vengono fatte in questi casi son quelle di neuropatia, fibromialgia, nevralgia del trigemino, diagnosi che assolutamente non dicono nulla sulla natura del problema, ma dicono semplicemente qual è la caratteristica dei sintomi e soprattutto non va a diagnosticare perfettamente il problema. Perché quando parliamo di neuropatia, in questi casi, dal punto di vista proprio della definizione di neuropatia, vuol dire che c'è un danneggiamento ai nervi. Okay, neuropatia è un danneggiamento ai nervi e nelle nostre problematiche croniche di neuroplastiche
creati da stress e da paura, non c'è un danneggiamento assoluto, non c'è nessun danneggiamento. E per capire se una persona soffre di neuropatia, solitamente la diagnosi è fatta attraverso una elettromiografia. Quindi vi sto dando queste nomenclature, ma io spero veramente che adesso, dicendovi neuropatia, fibromialgia, nevralgia del trigemino, non si accendano le lampadine e dicono: "Oh, vedi, ho questo, o vedi ho quell'altro." Perché state sicuri che la medicina convenzionale troverà sempre un nome alla vostra problematica e quel nome avrà sempre qualcosa a che fare con qualcosa di fisico nel vostro corpo. A meno che non sia un tumore, un'infezione o una frattura o una malattia autoimmune grave, ad esempio Parkinson, multiplo sclerosi, queste non sono problematiche gravi. Angela, ora più che pura c'ho incazzatura, con la meditazione e il movimento però sto già meglio, almeno fisicamente. E va bene avere incazzatura. Quell'incazzatura accettala per com'è. Non cercare di non essere incazzato, sapendo che però più mantieni quel rimuginio dell'incazzatura, più non risolverai il problema della della paura piuttosto che il sintomo stesso. Va bene, okay. La meditazione e il movimento però è proprio quello insomma, quello che stavo dicendo. Anche se facciamo 9 ore di meditazione, 9 ore di movimento, può essere che la paura sia ancora lì. I dati che abbiamo sul nostro problema fisico, i dati, quali fatti abbiamo che il problema sia grave, non c'è. Non c'è. Un test che può aiutare è quello lì che vi avevo detto prima nel sito web venezianatherapy.com. Quindi neuropatia non è, perché non c'è un danneggiamento ai nervi. Il sistema nervoso periferico, quindi i nervi, possono non trasmettere bene i segnali e lì si dice che ci sia una neuropatia. La principale neuropatia, la più diciamo la più, comune è quella dal diabete di tipo 1. In questo caso non c'è diabete, non c'è neuropatia. Anche se anche se ho letto più e più volte su internet, tempo fa, ora non leggo neanche più questi tipologie di cose, ho letto che molti dei problemi cronici, invece che chiamarli neuroplastici, li chiamavano neuropatici, che è assolutamente non vero. Poi, a mio parere, il dolore cronico qualsiasi dolore cronico non è una malattia, invece si scrive che è una malattia. Come fate a dire che una persona è malata se ha della paura e dello stress? Non mi sembra una malattia, perché non c'è un problema organico. Nella fibromialgia questo fa di nuovo problematica, sembra che sia una malattia. Stessa cosa, che la chiamiamo fibromialgia, la chiamiamo dolori diffusi in tutto il corpo. Quindi l'etichetta non vi deve fare paura, perché non ci dice assolutamente nulla, né a me, né a voi, né a nessun altro medico. Nevralgia o neurologia, nevralgia del trigemino. Anche questo cosa vuol dire? Che c'è un'infiammazione al nervo trigemino. Questo non è provato. E anche se ci fosse, il problema non si risolve un problema cronico con un farmaco antinfiammatorio o antidolorifico, perché questi nelle problematiche mente e corpo non hanno effetto. E questo vi dovrebbe far piacere. Il fatto di dire: "Ah, i miei sintomi sono così lunghi, così tanto mantenuti per tanto tempo, nessuno ha trovato una causa e nessun medicinale funziona", quella è un qualcosa di positivo. Perché sappiamo che non è una problematica fisica, che si risolve abbassando la paura dei sintomi, portandoci avanti con le attività fisiche, o sociali, implementando eventualmente la meditazione o il tapping. I medicinali principalmente sono quelli antiepilettici, antidepressivi o anti-ansia. Questi 3. La maggior parte di queste le persone che ho visto, questi 3 li ha presi tutti.
e non hanno risolto. Però molto probabilmente questo può essere di beneficio in casi di grande depressione. Non sono un medico, quindi non vi dico nulla riguardo ai farmaci. Se li volete prendere, li prendete. Se li state già prendendo, non vi indico di non prenderli. Eventualmente in questo percorso i farmaci verranno dimezzati o comunque portati, a decrementare perché non ne avete bisogno, ma non sono io a dire: "Non prendeteli". Siete voi sicuramente in prima istanza a dire: "Non mi hanno fatto nulla, non funzionano, mi danno solo effetti collaterali". E molte volte nei casi di insonnia, soprattutto, diminuire o decrementare, i livelli di medicinali può aumentare il livello di emicrania. Quindi la depressione in questo caso è un qualcosa che secondo me molte volte arriva dopo. Quindi molte persone si incazzano per dicono: "Ma io non sono depresso, io ho solo dolore". Okay, io non son depresso, la depressione mi è arrivata dopo e questo è normale. Cioè, è normale, non dovrebbe essere normale, però perché non c'è nessuna speranza, perché nessuno ti ha detto che questa cosa può essere risolta. Ora io non voglio dire che tutti risolveranno questa problematica di emicrania, di acufene o di qualcuno non la risolverà, perché quella paura del "io non sono okay all'interno", o quelle paure relative all'ambiente circostante, non andranno giù e quindi l'acufene rimarrà sempre su, il senso di sbandamento ritornerà sempre su. Fin quando questi sintomi ci fanno ancora paura, non potranno andare giù, perché in prima istanza sono lì e perché c'è tanta paura. Quindi c'è tanta iperconsapevolezza del proprio corpo. Sono ipervigilante di quei problemi che sento. La prima cosa che faccio al mattino è capire se il mio corpo è okay, invece di dire: "Cosa sono grato oggi, stamattina?" O prima di andare a dormire: "Di cosa sono grato oggi? Di cosa posso dire grazie?" Che ti focalizzi quindi su qualcosa che hai, non su qualcosa che manca, sempre. Qualcosa che puoi aggiustare, qualcosa che non va bene. Perché questo, per quanto può andare avanti, il fatto della iperconsapevolezza, mantiene un sistema nervoso attivo e ipersensibile. Vagus nerve, nervo vago. Quante volte, soprattutto all'inizio di questo percorso, ho pensato che era tutto relativo al nervo vago. Incredibile. Oggi mi viene solo l'orticaria a pensare che molte delle terapie è basata solo sulla stimolazione del nervo vago. E questo è un problema perché anche se prendiamo uno stimolatore, che ci sono quegli stimolatori oggi del nervo vago, sono impulsi elettrici, magnetici, che ti aiuterebbero a risolvere una problematica. Tu dirai: "Ma sì, provo anche quello", no, ma il problema non è nel nervo vago e basta, è a livello centrale del cervello. Quindi questi sintomi possono arrivare ovunque, da qualsiasi cosa, da qualsiasi pensiero. Cosa facciamo? Tagliamo ogni nervo per non sentire più nulla? Questo è quello che probabilmente la medicina convenzionale vorrebbe fare. Tagliamo ogni nervo, così la persona non sente più niente, rimane depressa, non sa più niente di cosa gli piace fare nella vita, gli togliamo ogni obiettivo che ha nella sua vita, perché deve perché non possiamo risolverglielo, perché non sappiamo più come risolverlo, e quindi arrivano tutta una marea di depressioni. Però se tagliamo ogni singolo nervo non sentiamo neanche più quello. Ed è triste come cosa perché, per quanto potresti non credere alle mie parole, ci sono tante, tante, tante persone lì fuori che hanno già risolto il problema, senza medicina convenzionale. E ora tu dirai: "Cavolo, ma il mio problema è diverso. Il mio problema è differente". E invece no, non è differente molte volte. Il problema siamo quasi tutti uguali. Tutti abbiamo le stesse paure, tutti abbiamo voglia di raggiungere tanti risultati, alti risultati, tutti andiamo incontro a lutti, tradimenti,
tutti andiamo incontro a non sentirci mai abbastanza. Siamo tutti uguali alla fine. Differenti storie della propria vita, siamo quasi tutti uguali. E guarda caso tutti quelli che soffrono di dolori cronici non sono le persone malvagie, ma son quelli che ci tengono di più, quelli che sono molto gentili tra l'altro. Siamo tutte persone molto gentili, che cerchiamo di raggiungere tutto quello che possiamo, aiutare gli altri, pensare più agli altri che a noi stessi. Ehm, Vogliamo che le persone di fronte ci dicano: "Quanto sei bravo Alessio", o "Quanto sei brava Laura, Angela o Gioia". E quindi aspettiamo sempre quel senso di riconoscenza dall'altra parte, che ci però se non arriva, diciamo siamo noi quelli sbagliati. Okay, verso la soluzione, exposure therapy, quindi esposizione terapeutica fisica ed emotiva. Principale cosa, se proprio non ti devi ricordare, se ti dovessi mai ricordare qualcosa da questa live diretta è: riprendo piano piano le mie attività fisiche e dico al mio corpo che non sono danneggiato, che sono okay. E io lo dico e lo credo fortemente. Prova a crederci, non ti dico che credici al 100%, ma prova a credere che questa problematica sia solo creata da stress e paure. Paura dei sintomi, paura di qualcosa esterno a te, da pressioni, da credenze che hai del tuo problema. E se veramente dopo questa chiamata, dopo questa diretta, tu riprendessi pian piano 1% al giorno a far qualcosa e dire: "Lo faccio lo stesso, anche se ho i sintomi, lo faccio lo stesso, perché quella cosa mi fa stare bene nel lungo periodo." I sintomi andranno su, ma saprai che sono normali processi di apprendimento. Se non c'è il sintomo vuol dire che quella cosa lì ancora non viene appresa. Cioè non per forza. Ora, questa cosa non tagliatela così com'è, perché ovviamente, in un contesto più ampio ha senso, ma se ti dico: fai le cose senza aver paura, nonostante i sintomi, e non lo prendi in un contesto di dolore cronico, e però tu hai una frattura e hai un problema grave, questa cosa non funziona e non è giusta, okay? Ovviamente prendiamolo in un contesto in cui hai fatto quello che dovevi fare, sei qui da 3 anni, non hai risolto, hai fatto differenti terapie, ricordati che il problema è di paura e stress. E chiediti che paure hai. Ho paura di fare quella camminata perché i sintomi vanno su. Ah, ecco, quella è un'attività che stavi evitando, che deve essere ripresa, perché non bisogna necessariamente avere paura del dolore. Lo so che è difficile, sarà difficilissimo, potrei andare incontro a ricadute, potrei andare incontro ad eventuali riacutizzazioni dei sintomi, ma pian piano il sistema capirà. Io sono al sicuro, non c'è nulla che è sbagliato nel mio corpo, perché la mente crea il dolore nel corpo, non è il corpo che crea il dolore, è la mente e il cervello che crea il dolore. Siamo in chiusura. Se avete domande scrivetemele pure qui, sotto nei commenti, cercherò di risponderle nei prossimi giorni. Spero di avervi dato un po' di supporto in tutto ciò. Ci saranno molti dubbi, molte ricadute, è normale. Sentirai che entrerai dentro questo percorso fatto di nebbia, nebbia totale. A volte ti perderai in questo percorso e spero che durante queste dirette, piano piano, ti porterò per mano verso l'altra parte, perché attraverso l'affrontare queste paure con coraggio, poi arriviamo dall'altra parte, non attraverso le solite terapie. Se non è risolto neanche con la meditazione, neanche con il tapping, probabilmente è perché stai ancora controllando quei sintomi, inconsapevolmente. Stai ancora facendo quelle meditazioni o quei tapping con l'idea di fare andare via i sintomi, invece di dire o di credere: "Lo faccio lo stesso perché so che andranno via." È dentro di te, molto, molto, molto dentro di te che quella credenza deve risiedere.
del io sono okay così, lo stesso. E non è questa una rassegnazione, è un veramente qualcosa che ti porterà avanti, nel lungo periodo con tanta, tanta compassione verso di te e dire di no alle persone che non ti fanno stare bene, uscire da ogni gruppo Facebook che non ti serve, cancellare ogni qualcosa che insomma, cancellare ogni gruppo che lì non ti dà supporto, perché se sono lì i gruppi molte volte su Facebook sono fatte di persone che non hanno risolto e danno solo negatività. Tagliare quelle relazioni negative che non ti fanno stare bene, che non ti supportano e piano piano fare qualcosa che è più a te che va verso la tua autenticità. Grazie a tutti. Stefana, vado verso l'ultimo commento. Grazie per tutto ciò che condividi con competenza, esperienza professionale e personale. Grazie di cuore Stefania. Alla prossima. Buona giornata.